eccoci tornati in studio. Allora, presentato Rubens, Sandro Broggio, continuiamo l'applauso. Bravo Sandro. Presidente Hornet Corse, e dopo 24 anni, certo. 23 forse l'anno scorso. L'anno scorso 24 anni. Siamo riusciti a ritornare nei Colli Euganei con una corsa di auto in salita, diciamo salita, ma è uno slalom. Che erano le immagini che stavamo vedendo anche prima, giusto? Allora, non ti è passata la voglia di fare? No, l'Hornet Corse da 35 anni nell'ambito automobilistico, per cui già anni e anni or sono eravamo già organizzatori dopo qualche evento poco felice abbiamo interrotto il tutto, e lì dopo anche i Colli Euganei un po' sono andati un po' interdetti. È entrato il parco, è entrata alcune strutture che hanno un po' impedito lo sviluppo dei... E lì purtroppo si era fermato un po' tutto. Abbiamo avuto uno sprono, soprattutto grazie a Nicola, che da quando si è insediato nell'Automobile Club qui a Padova ha voluto dare una svolta proprio nell'ambito sportivo automobilistico, con una forte insistenza. Che abbiamo il filmato proprio. Esattamente, questi sono dei filmati pioveva anche. Lo slalom dell'anno scorso esattamente è una gara praticamente di abilità che si svolge sulla panoramica da Este a Calaone, e grazie anche alle amministrazioni comunali siamo riusciti a riportare praticamente le auto moderne nei nostri Colli Euganei. Abbiamo avuto un grossissimo successo di pubblico e questo ci ha fatto un enorme piacere. Abbiamo tentato di crescere, quest'anno stiamo ripetendo l'operazione. Quando è la data? La data è il 13 di luglio. 13 luglio. 13 luglio, 12 e 13, del 12 ci saranno le verifiche delle vetture ai piedi della cittadina di Este, per cui una bella location, e il 13 si svolgerà la gara. Se ci manda una locandina possiamo anche facciamo la pubblicità. Allora, andiamo con una pilota della tua scuderia, che è Alice Paccagnella, che è qui con noi. Alla nostra destra. Vediamo se tanto la regia riesce a inquadrarla, che è alla mia destra, Alice. Come mai questa passione, Alice? Sei giovanissima. Beh, è tutto nato un pochino per gioco in realtà. Come ci ha detto Maria Grazia prima, è partita per gioco. Sì, esatto. Quindi tu fra 40 anni dirai questa stessa cosa. Esattamente, ce l'ho già pronta. Signore, non per nessun riferimento anagrafico. No, mi ha fatto entrare in questo mondo il mio ragazzo, e lo posso solo ringraziare, perché comunque non ho mai avuto una passione così grande come me l'ha portata alle macchine, sicuramente. Siete sempre insieme ancora o no? Assolutamente sì. Capita che lui piaceva la pesca magari. No, non c'è pericolo. Motori. Esatto. Dopo ho avuto la fortuna di conoscere Maria Grazia e il Veneto Rally Club. Sono entrata nel direttivo, e con loro, come diceva lei prima, lo scopo di questo club è proprio quello di accompagnare le persone che non hanno magari la possibilità in questo mondo, e mi hanno fatto entrare appunto fisicamente proprio in una macchina, e tutto grazie a Sandro, perché poi per gioco lui mi ha detto, scherzando, un giorno mi ha detto: dai, fammi provare sta macchina. Lui mi ha detto sì. Non te l'aspettavi? Non me l'aspettavo, effettivamente. E sei andata bene? È andata bene. Ha fatto con me, anche con me così in fiera, che però te la cavi bene, ma lui fa solo per vendere marbre, preparare marbre, affittarle, eccetera. No, allora adesso grazie a lui quest'anno abbiamo fatto una prova l'anno scorso con uno slalom, e quest'anno facciamo il campionato. Quindi ci sarai anche tu presente a luglio? Bisogna. Ti stai preparando? Certo, assolutamente. Anche in casa. Così chiudiamo un po' l'argomento Hornet. Abbiamo un ufficiale di gara che è Ariello Giuseppe. Sì, eccomi qua. Io sono un ufficiale di gara, di recente capoposto, capoprova, grazie alla nostra... Hai fatto i corsi o vieni proprio premiato? No, ho fatto dei corsi specifici giù all'ACI di Venezia. Ma sei quello che fa 5, 4, 3? No, quelli sono i cronometristi. Noi, non c'è più che roba là. Nei tempi si batteva su a cappotta. Noi siamo l'occhio vigile del direttore di gara. Bene. In corsa, sia sulla strada che in pista, e segnaliamo le varie
situazioni sempre la sicurezza critiche. è la prima cosa, giusto? Esattamente. Lo dico perché è una maturità raggiunta. Il nostro compito è appunto quello di tenere a bada un po' il pubblico. Ecco, queste situazioni. Passi il microfono a Luciano. Anselmi. Applauso anche a Luciano Anselmi. Volontariato allo stato puro. Gente che il sabato e la domenica sta sui campi di gara 12, 15, 16 ore, non dormono la notte, volontariato allo stato perché puro. visto La linea un che sacco di mantengo. arrivano i viveri, la razione K. Invece no, Luciano non mangia, invece perché non ha. È bello asciutto. Sei anche tu nato con sta Hornet Corse, ma ancora prima. Ma lui forse. organizza, quindi deve correre ancora di più prima, giusto? La mia è stata tutta una vita sportiva in ogni senso. Comunque nell'ambito automobilistico, non dico ho cominciato per caso, ho cominciato perché obbligato. Però. Obbligato da? Si può dire. Io lavoravo all'Automobile Club Italia e il vecchio dirigente che avevo allora, quando in vista delle gare nostre, allora c'era il Prealpi, c'era la Coppa Venda, eccetera, prendeva gli impiegati, dava loro l'ordine di servizio e lì stava scritto ti troverai alle ore, al punto, assieme, tutto quanto. Primo anno ho detto vabbè, proviamo, dovevo farlo. Tieni il microfono fermo. Ascolta, Dovevo farlo. Sono un po' tanti gli anni, quindi arriviamo un po'. Diciamo sono Perché già... no, se cominciamo il primo anno va bene, dai. Però insomma è E rimasta poi, tua no, passione. poi mi è piaciuto. È tu nata ti la ricordi? passione più che è rimasta, è nata. Comunque sono più di 50 Posso anni. dirti una cosa, vediamo se ti ricordi, io sono venuto una volta all'ACI con una radioregistratore perché ero stato a Fiorano e avevo parlato dei tempi come cambiano. Avevo registrato il rumore della Ferrari in prova a Fiorano ed ero andato all'ACI, invitato dall'ACI, dall'Automobile Club, con questo registratore sul tavolo a far sentire il rumore della Ferrari e 20 imbecilli, scusa il termine, insomma, che ascoltavano sto rumore, gasandosi un sacco, altri tempi, Però eravamo venuti proprio a lasciare. Io mi ricordo di quei tempi Michele Manassero, per esempio, poi Rosso, ne parlavamo prima, e tutti i ragazzi Che salutiamo, non può salutiamo. esserci qui Facciamo stasera. un applauso anche a Moreno questi ragazzi. Renzo Rosso. Moreno Renzo Rosso, le Moreno colonne Renzo. portanti del mondo sportivo Esatto. automobilistico padovano. Quindi, grazie Luciano, scusa se andiamo di fretta, abbiamo una prova speciale in corso. Sì, tanto passa il microfono, però abbiamo un altro ospite che organizza, un altro organizzatore di rally, Ale. Che è Daniele Codato, organizzatore Rally Scorzè, tra l'altro. Facciamo pure un applauso. Se mandiamo anche le immagini. Vediamo la regia che intanto ci mandi le immagini del Rally Venezia, di quindi. Scorzè. Insomma, alla fine siamo riusciti a fare la trasmissione più regionale. Sì, forse infatti, di quest'anno. perché Verona, Venezia, Padova. Rovigo, se sa. Non me ne intrigo. Esatto, ma l'hai detto tu però dopo. Prego. Siamo giunti all'11ª edizione del Rally Città di Scorzè. Quest'anno abbiamo scelto di organizzarlo come col format del Rally Day. Faremo 3 prove speciali, attraversiamo 3 province, Padova, Venezia e Treviso, con le nostre prove speciali. Quindi il prefetto di Quindi Padova arriva anche a Padova, insomma, un po' di per qualche meraviglioso. chilometro Ecco qui facciamo. le immagini. Ecco. E qua siamo in piazza. Sì, in piazza Scorzè, ovviamente il fulcro del rally è il centro di Scorzè, l'amministrazione comunale ci concede per una settimana il centro a disposizione per allestire e mettere su tutto quanto quello È che ancora riguarda. un evento importante per la cittadinanza, per una comunità, un Diciamo rally. che Scorzè è un paese piccolo, diciamo che è l'evento più importante che si svolge a Scorzè e difatti la partecipazione di pubblico è notevole. Teniamo conto che noi facciamo correre le macchine in mezzo alle case perché non abbiamo la fortuna di avere i colli o le colline. strade isolate. Il nostro rally è tutto in Quindi pianura, a maggior però ragione, grande lavoro di organizzazione, Organizzazione. perché il discorso dei commissari di percorso ne abbiamo il doppio rispetto alle altre gare, dobbiamo utilizzarne e certamente l'impegno è più alto perché oltre al pubblico, agli appassionati, abbiamo anche i residenti che si mettono lì a fare la grigliata in giardino guardando il rally. Ma gli date una bandierina fuori del cancello, giusto per. Bene, vediamo se riusciamo a far parlare tutti. Allora, Andiamo adesso... a conoscere Mauro Peruzzi, navigatore e anche organizzatore Italia Talent Rally. Eccolo qua. Allora,
Non solo, adesso ce lo dirà lui. Qua vediamo di rendere frizzantina questa trasmissione, perché la 1000 miglia che arriva a Padova passa prima. Per fortuna. Per Vicenza. Prima Come passa, Bacchiglione, insomma. prima passa per Verona. Quindi, e poi di là dentro facci vedere quello che hai in mano, tienilo fermo che diamo modo alla regia, insomma sei anche nel comitato organizzatore della 1000 miglia della tappa vicentina, quindi il 15 maggio poi arrivano a Padova, come si diceva. Anche tu una vita spesa per questa passionaccia dei motori? Sì. Fermo là. Dopo ti descriviamo, ha gli occhiali, capelli lunghi. No, aspetta che la regia ti... la regia sta inquadrando. Vieni poi fuori, vediamo se ti vediamo. Io saremo fuori. Sì. Stai là così fino a... Bene, allora, cosa parliamo? Del navigatore, dell'uomo talent scout? Di Rally Italia Talent io sono uno dei collaboratori, perché l'idea, ed è importantissimo, così mi riallaccio al discorso iniziale di Patrizia e anche della Maria Grazia, l'ideatore è stato Renzo Magnani, che lui è di Milano ed era un uomo Jolly Club, ma il mio capo, la persona che ha in mano è Claudio Bortoletto, che è di Treviso, e Claudio Bortoletto aveva iniziato la sua collaborazione con la Piave Jolly Club, poi lui è diventato il direttore sportivo del Jolly Club, ha vinto i mondiali, non li so quanti ne ha vinti, qualche garetta, non so, qualcuno, ed è nato tutto da lì, questo per dire che la passione nasce in Veneto, non c'è niente da fare. Due parole su Rally Italia Talent, io sono uno dei collaboratori, e Rally Italia Talent è nato per scherzo. Renzo Magnani ha detto: mi piacerebbe trovare fra il pubblico normale dei ragazzini che possono andare forti in macchina. Ha fatto senza nessun tipo di pubblicità, tutto tramite Facebook, apre le iscrizioni, comincia, pronti via, convinto che arrivassero 200 persone, ne sono arrivate 4.200 in tutta Italia. Però. Abbiamo diviso cosa si faceva in questa... Semplicissimo, abbiamo diviso l'Italia in 12 regioni, che non sono 12 ma ne abbiamo diviso in 12 regioni, e abbiamo visionato 4.200 ragazzi. Di questi 4.200 la settimana scorsa abbiamo fatto le semifinali, ne abbiamo tirati fuori 200 e da questi 200 ne sono venuti fuori 55 che adesso fra 15 giorni andranno a disputare a Precenicco, che è un circuito a vicino Lignano, vicinissimo, a 6 km da Lignano, e da questi 55 che ci sono adesso verranno fuori le 4 diciamo 2 equipaggi per andare a disputare la prova del mondiale in Sardegna. Quindi insomma una bella anche organizzatamente una bella esperienza. Una bella esperienza ed è molto... 1000 miglia, raccontaci di Vicenza velocemente. 1000 miglia siamo decisamente impegnati, perché abbiamo, solo alcuni dati, abbiamo 3 controlli a timbro, abbiamo un controllo orario a Montecchio. Controllo orario vuol dire che le macchine arrivano solitamente con 20 minuti di anticipo, quindi ci saranno sicuramente 60 macchine in piazza, perché le macchine a 1000 miglia viaggiano a 3 macchine al minuto. E abbiamo poi 2 prove cronometrate, una prova cronometrata come entrano nel terreno vicentino, praticamente a Gambellara Montebello. Quante auto aspettate in tutto? Quest'anno le macchine... Perché poi c'è anche un'anteprima, diciamo così. Sì, un'anteprima che non è una ma sono 3, perché quest'anno non ci sono solo Ferrari. Ma alla fine... Ma ci sarà 400, allora le macchine da 1000 miglia sono 435, 1000 miglia macchine storiche. Quindi più Nicola l'anno scorso? No, erano state 440. Io so che me ne sono sciroppate 3 ore nel palco di Tencarola. Giustamente. Sono fuori conto le auto, quelle istituzionali, sono 451 le auto, mi risulta. Perché si sommano le auto, quelle dell'esercito, quelle delle... Allora, la 1000 miglia è così. Loro accettano 300 perché da sempre nella 1000 miglia, come è vero che parte sempre alle 19, parte sempre da Brescia, parte sempre di giovedì. Queste sono le cose, le pietre miliari. Con l'ora legale. La macchina organizzativa, le macchine della 1000 miglia storica parte
Vabbè, c'è scritto sul sito il regolamento, dopo Nicola controlla, vabbè, ma non è perché forse a Padova è diverso. Sì, ma non è un problema. Allora, siamo avanti un'ora a Padova. No, sono cose, questa è una roba molto interessante, è che le macchine, per capire cos'è la Mille Miglia, le macchine sono, la Mille Miglia accetta 375 macchine, poi realmente iscritti ce ne sono 435, perché la differenza da 3,75, che non sto qua a fare, perché non sono capace, a 4,35 sono macchine che non hanno coefficiente, perché le macchine più originali sono e più vere sono, più originali sono, hanno un coefficiente di difficoltà valutato, il massimo è 1,8. Ci sono macchine che sono talmente originali, talmente interessanti, che non gli danno neanche il coefficiente perché sarebbero fuori scala. E queste sono le macchine che vanno dalle 3,75 alle 4,35. Fuori concorso. Sono fuori concorso, non sono fuori. Cioè nel senso a noi servono per ammirarle, che è importantissimo. Bene, passiamo a Roberto Cristiano Baggio, giornalista di automobilismo. Allora, Roberto, hai mai pensato a fare un conto, perché poi noi, insomma, chi vede queste cose vede la macchina, questa è 1 miliardo, questa 3 milioni di euro. Quanto può valere tutte le macchine che vedremo passare il 15? Quello sta diventando... Guarda, sono calcoli... L'hai mai fatto? Non è possibile. A spanne si possono fare, però non sono... Parliamo di un PIL, di un punto di PIL come... Guarda, sono calcoli difficilissimi da fare, proprio perché queste macchine hanno un valore immenso per i proprietari, per gli appassionati. E per uno che non capisce niente di auto, o uno a cui non piacciono le auto storiche, possono anche valere zero. Però ci sono pezzi rari dentro che hanno... Ma è vero che abbiamo macchine che valgono qualche milione di euro. Di euro. La maggior parte vale qualche milione di euro. Che se le tengono. Poi tra l'altro ricordiamo che è internazionale, quindi vediamo macchine inglesi, tedesche, no, è interessante olandesi. Ricostruire la storia di queste vetture, perché si scoprono cose straordinarie. Per esempio un pilota vicentino che ha un'Alfa, una 6C 1005 del 1928, simile a quella con cui Tazio Nuvolari si impose nel 1930. Questa qui l'ha trovata per caso in giro per il mondo, perché era stata in Italia, aveva passato nei primi 3-4 anni di attività di questa vettura, aveva passato una decina di piloti. Dopo era stata spedita in Libia, quando la Libia era protettorato italiano, dalla Libia era finita negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti era ritornata in Inghilterra, dall'Inghilterra è finita in Germania, dalla Germania è ritornata in Italia. Chi è che ha scritto un libro? Hai scritto un libro su questo? Io ne ho cosa? scritti 9 libri dedicati alle vetture, alle macchine, alle competizioni. Adesso ne uscirà uno proprio alla vigilia della Mille Miglia, si chiamerà Bracco, Tabacco e Venere, dedicato proprio alle vetture, ai piloti e ai protagonisti della Mille Miglia e ai piloti della scuderia Palladio dell'amico Mauro Peruzzi, perché quest'anno la Palladio festeggia 50 anni. Altra mitica. Ecco, Bracco non è un errore, non è un refuso. Bracco è stato un grandissimo pilota, uno dei più forti piloti stradisti italiani, che ha vinto anche la Mille Miglia, e aveva una caratteristica: questo signore era un biellese particolare, strano, un allegrone, proprio un tipo di grande compagnia, e viaggiava sempre col fiasco di Barbera al fianco e ogni tanto traccannava. Allora, abbiamo già il tempo quasi in esaurimento. Sì, siamo in esaurimento, dobbiamo dare pausa. Linea alla regia. Chiederti, ultima, veloce. Sì, però mi è passata di mente perché tutti i segni della regia. Te la chiedo dopo la pausa pubblicitaria, allora, va bene. Linea alla regia per la pubblicità.